Buongiorno. E che profumo e sfogliatella oggi vi presento Renato Carraturo. Ma voi se pensate alla sfogliatella a Napoli, a chi pensate? Dal 1955 Vittorio Carraturo. Oggi però vogliamo sfatare questo mito della sfogliatella dolce, Vittorio. Come la mamma? Renato, io ti chiamo come mio nonno. La facciamo con gli ingredienti della pizza fritta? Vada. Che dici? Sì. Allora oggi facciamo una bella sfogliatella salata. La prima la facciamo con gli ingredienti della pizza fritta classica: ricotta, pepe, cicoli e provola. Tieni, chiudi tu sto quadro. Guardate come le sguallaria bella. Ci vuole l'arte qua. Te? Un cuppatiello, E mo facciamo a mast della pizza fritta napoletana pure, salsicce e friarielli, salsicce e sembrano pezzettini proprio. Buon mai manca. Ecco qua. Te? Aiuto. Ci provo pure io a fare la sguallariata qua. Vedi un po' se sono Vai, brava. Vediamo. Vediamo. Poi provo a fare pure la pizza. No, ci ho già fatto un curtuso. Stessa cosa si faccia la pizza. Che ci vogliamo mettere qua? Che ne sai, dire tu? Sei l'imbarazzo della scelta. Facciamo ricotta. Ricotta, cicoli, metti un Cicoli. po' di salame, va, tipo casatiello. Facciamo torta, no? Metti un po' più, pizza, Un po' salata. che non botto. Qui, ci ha già riuscito, guarda. Ha già fatto buono. Sì. Non so come pare la bustina, la centrale rullata. È venuta una piramide, vabbè. Guardate che sfizio mi è venuto. Pomodoro, provola e pomaroli, poverito. Che dici, ti piace questa Bella, provola e sì, pomaroli? Fresca, fresca, quando l'estate. Vai, la faccio pure io. Bravo, guarda, ho fatto bene il pertuso, guarda, vedi? Ecco qua, ora ci infiliamo tutto dentro, il friariello e il salsiccio. E la provola. Il friariello a nanzo mousse. Le altre sfogliatelle che avete visto già si stanno cuocendo. Noi adesso stiamo facendo questi qua, i bocconcini. Ragazzi, guardate che specialità e che profumo. Fammi provare. Che dici? Ci proviamo? Fammi provare. Da te, o posso dirlo a me. Renato, a breve nelle tue pasticcerie saranno disponibili le sfogliatelle fatte Salata. con gli ingredienti della pizza della Fia del Presidente. Ciao a tutti!